Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 39, campionato B-Win a Romeo Menti. Il Vicenza si gioca la salvezza, se la gioca soprattutto con la Nocerina in fondo al terzultimo posto in compagnia di Gigi Cagni che cerca 3 punti. Vittoria che in casa manca da 20 turni dal 10 dicembre scorso contro l'Empoli, rete di Rigoni, poi solo sconfitte e qualche pareggio, 3 cambi di panchine e ritorno di Cagni. Sta meglio il Modena di Bergodi che dal suo ritorno ha conquistato la salvezza con 22 punti in 10 gare. Una sola novità in attacco per il Vicenza con Paolucci al fianco di Abruscato. Nel Modena c'è Stanco con Cellini, fischia il signor Bellotto di Grosseto. 8 minuti subito il Modena che ci prova con Cellini, ottimo l'intervento su Tonucci, fa sul pallone, poi prova a entrare in area di rigore, ci riesce sempre col destro, lo carica, la conclusione facile per Pinsoglio che blocca a terra. Passano 3 minuti all'11esimo, è il Vicenza a creare il primo pericolo, errore grave di Turati, ne approfitta Paolucci, si invola in porta, poi col sinistro debole, Caglioni poi ha buscato, pallone alle stelle, che grave errore però quello di Turati. Ecco il replay, errore di valutazione, si invola Paolucci, poi però il sinistro debole, colpisce male, poi ha buscato alle stelle, si arrabbia Bergodi. 1 minuto ancora, sempre il Vicenza ancora con Paolucci, errori dalla Bona, pallone in profondità per lui, per l'attaccante, col destro, deviazione di Diaguraga, il pallone però fuori di un soffio, alla destra di Caglioni, ecco il replay. Dal 12esimo al 46esimo per la grande occasione per Paolucci che non sbaglia, pallone dentro, quinto gol per lui, il cross di Maiorini, Brighenti, l'errore di Perna e poi col piatto destro un rigore praticamente per Paolucci, quinto gol per lui, gol importantissimo che dà il vantaggio al Vicenza. Si ricomincia subito con il Vicenza che prova ancora a chiudere la partita, ci prova con Elvis Abruscato, grande occasione. 2 uomini su lui, poi carica il sinistro da fermo, Caglioni dice di no, grandissima occasione subito per Vicenza al quinto minuto, subito Abruscato pericolosissimo, Elvis Abruscato col sinistro, ci prova da fermo praticamente, ma Caglioni bravissimo. Poi punizione, all'8° minuto, ancora Abruscato, sempre da fermo, la traversa, la parte superiore, dice di no, ancora una volta l'attaccante del Vicenza, ancora una volta Gigi Cagni. Poi al 10° minuto chi sbaglia paga nel calcio, Bassoli, Greco, Cellini, la palla in rete, 11ª rete per Marco Cellini che va a esultare sotto i tifosi del Modena, grande occasione per lui che non ha sprecato come al solito, qui dormita generale di Pisano e Tonucci, Cellini ne ha approfittato, poi al 25esimo ci prova Botta dalla distanza, pallone fuori di pochissimo alla sinistra di Caglioni. Al 31esimo si rivede ancora il Modena con Ardemagni, ci prova lui, area di rigore, entra, un dribbling, il sinistro però debole, facile per Pinsoglio che blocca. Al minuto 32 il cross di Barriti, il colpo di testa di Abruscato che supera Diaguraga, il pallone però fuori di poco. Poi al minuto 40 la grande occasione ancora per il Modena con Greco, la palla sulla traversa, poi Cellini viene disturbato, ecco il replay, la grandissima occasione, poi c'è l'espulsione di Bergodi, praticamente allo scadere, e nel 5 minuti di recupero, al 49esimo, Pasquale Maiorino fa tutto da solo, la palla in rete, la palla della vittoria, rete fondamentale per il Vicenza, l'esultanza esasperata ma giusta, perché è una rete che regala 3 punti per un Vicenza che torna alla vittoria e tiene il passo dalla Nocerina e avvicina Livorno e Empoli.